Dalla Lega le proposte su piano vaccinale e Green Pass, risultato di una videoconferenza tra il segretario del Carroccio Matteo Salvini e i governatori Fedriga, Fontana, Fugatti, Solinas, Spirlì, Tesei e Zaia. Al primo punto la promozione della campagna vaccinale, partendo dal presupposto, si legge nel documento, che un incremento delle adesioni può essere ottenuto con informazioni corrette, salvaguardando la libertà ed evitando obbligo costrizioni che potrebbero servire solo in via eccezionale per alcune categorie specifiche. Il secondo punto riguarda il Green Pass, il cui utilizzo va visto per il partito per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi. A questo si collega il tema successivo, ovvero la proposta di tamponi gratuiti per alcune categorie, così da permettere agevolmente l'ottenimento del Green Pass. È pur vero che ci sono delle categorie che non si possono vaccinare, che hanno diritto ad avere i tamponi gratuiti. Intanto, proprio in tema di vaccini e certificazione verde, domani nella Marca tornano a protestare i No Green Pass, con 2 manifestazioni in Piazza Borso a Treviso e a San Vendemiano, particolarmente attenzionata quest'ultima per l'arrivo di persone non solo dal Veneto ma anche dal Friuli Venezia Giulia. Penso che sia un valore della democrazia poter manifestare. Quando lo si fa nel rispetto delle regole, ben vengano le manifestazioni. Io non ho mai pensato che bisogna togliere le piazze a qualcuno contro le loro idee. Un quadro nel quale si inserisce la vicenda dell'infermiera del lab vaccinale di Villorba sotto indagine per aver finto di inoculare il vaccino ad amici Novax che volevano il Green Pass. Questo è un fatto grave, nel senso che siamo davanti a una situazione nella quale si cercava la certificazione della vaccinazione senza farsi il vaccino. Abbiamo fiducia nella magistratura, negli inquirenti che hanno fatto le indagini, sembra di capire che siano poche le persone coinvolte da quel che ho capito, però questi fatti non possiamo accettarli, punto e basta.